E dopo aver visto il virus, dopo aver al visto microscopio, il signor Tampone. Ma dai, il tampone! Non la vedo molto sveglio. So il tampone. Senta un po', ma il signor Tampone ha un nome e cognome oppure... Rino. Rino? Rino faringeo. E di professione? Di professione? Tampone. Tampone. Oh, sposana provetta. Oh, l'ho tampinata per mesi. Mia mamma siamo provetta tampone. Ok. Senta. Andiamo d'accordo, mi reagisco bene ai suoi reagenti. Oh! Vabbè, Sono stufo. tu puoi essere anche diversi tamponi, cioè puoi scegliere che tampone. Le tutto un dentro fuori. Sì. Un tiramole tampone. Aveva fatto domande in ginecologia. Ma che vuole le raccomandazioni? Sì. Entra dentro me così, lo c'abbiamo a striscio. Ma ignoravo la vita sociale dei tamponi. Ah, perché lei ha anche dei parenti. Lui sì che sta bene. Sì. sì. Sì che sta Sì. bene. Quando il marito chi l'ha assunto in ginecologia, ha detto, ma vai in malora. Eccolo, Vai in malora. Vai in malora. Sempre meglio che andare a finire in proctologia. Direi di sì, Dopo cui. Me così l'ha catta a posto in un laboratorio dei NAS. Dei NAS, Oh, caspita. pensa che l'ultima volta io andai a controllare una fabbrica di olio, no? Di Sì. olio. E che ha dentro un veleno al taglio. Oh, continuava a ridere perché è il taglio con l'olio e fa una reazione esilarante e il taglio è olio. Taglio olio. Olio Non e ci taglio. credo. Mia sorella invece la lavora alla Tampax. Ah, ok. Mio fratello invece non vuol sapergliene. Ah no? Perché? Oh, lui è diventato un fiocco e basta. Quindi non ha fatto il grado evolutivo poi. Mio nonno le andò in pensione la settimana scorsa. In Ah, pensione. in pensione. I Ah, tamponi Abbiamo fatto vanno- la festa che abbiamo cantato Vecchio tampone. Che capito. Anche no, anche lei Sì, adesso. certo. Periodo Ma alla piuttosto- fine ha l'udito Donald Trump. no, Donald Trump Al momento non ce l'ha no, fatta, è ancora tutto- Sembra di no, perché... Ma invece è un periodo piuttosto intenso per voi, beh, presumo. Dentro fuori. È su e sopra il naso. È su e sopra il naso. Ma è brutto viva. Che poi non ho mai capito perché, insomma, se te lo ciapi con le goccioline di spoggia, perché ne manda fissora nel cervello? Ma difatti quello me lo sono domandato anch'io, mi fa piacere che se lo domandi anche lei, perché... Anche perché te è fastidioso, ma mi fida sta notirami. È fastidioso da fare la sora. Torni a trovarci. Torni a trovarci, sì. No, Grazie Rino. invece.